Salvatore, ma il sorriso tu quando è che l'hai iniziato a nascondere? Ho perso il sorriso una quindicina d'anni fa, quando per problemi di piorrea mi iniziarono a cadere i denti e cambiò tutto. E cosa ti provocava questo? Ti creava disagio, Mi creava un grande disagio sociale, non riuscivo a stare più in compagnia, a volte mi isolavo perché giustamente non avendo più il sorriso di una volta, la vita ti cambia totalmente. Ma era un cambio di vita solo No, un verso cambio di di te vita. o anche verso le No, persone che facevo avevi vicino? molti congressi di lavoro, stavo insieme ai miei colleghi di lavoro e a volte mi sentivo in grande disagio, non riuscivo a Vieni, dai, ci connettermi, sediamo poco a poco. non riuscivo a connettermi con i miei colleghi. Tu che lavoro fai? Che tipo di attività hai? Io lavoro per un'azienda di telecomunicazioni, quindi essendo sempre a contatto con i clienti, tu hai sempre quel fastidio quando vedi e ti accorgi che la tua bocca non funziona più come prima, quindi ti cambia il tono di voce, la vita sociale di per sé, non riesci a sorridere, eviti di fare qualche foto, quindi non stavi mai in gruppo con i tuoi colleghi. Una volta una paziente mi ha detto che lei quando aveva iniziato a perdere tutti i denti, aveva iniziato, una cosa mi ha colpito molto, a vivere dentro il pigiama, non usciva di casa, cioè aveva la collezione di pigiami e quando poi ha cambiato i denti ha detto ha iniziato a vestirsi a colori. Sì, L'uomo, io penso, non è che la vive così, nel senso, però c'ha anche lui un disagio. è Però soggettivo. com'è che la vive? È soggettivo. È un po' diverso, è una sfumatura È un po' diversa, io penso, diverso. per Io l'uomo. magari, guarda, per problemi di lavoro io ero anche obbligato ad uscire di casa. Se avrei potuto evitare, avrei evitato di uscire di casa, perché ti chiudi anche in te stesso. E perché non riesci a mangiare, il tuo cervello stacca completamente. E ti dice già all'inizio della giornata, guarda, oggi tu non puoi fare queste determinate cose perché magari non hai i denti, non puoi sorridere, non puoi parlare bene. Chi è il mandante? Facciamo nomi e cognomi. Chi è che non cura il malato? Chi è che non permette ai malati, ai cittadini di essere curati? Chi è il mandante? Diciamo che il sistema sanitario, E chi c'è dietro il sistema sanitario? c'è la politica, ci sono un po' tutti quelli che trascurano i cittadini. Paghiamo le tasse regolarmente, poi ti serve magari quell'aiutino, sai, e invece di risolvere il problema o cercare di risolvere il problema vanno solo sui tamponamenti, quindi ti tamponano quello Stato, indipendentemente che sia un problema dentale, di salute, qualsiasi cosa. A meno che non c'hai A soldi. meno che non hai i soldi, vai su un privato, ma devi stare sempre attento a chi ti affidi. Quindi magari quella è la paura che frena il pubblico, frena le persone e dice sì, ho la possibilità, oppure la faccio venire la possibilità, però con chi ho a che fare? Quindi c'è quell'insicurezza che già lo Stato, la politica ti ha dato e rimani lì inascoltato. Quindi possiamo dire che lo Stato è il mandante che manda i malati anche in questo stato psicologico, che li fa vivere così. È il maggior mandante in questo mondo. È il maggior mandante in questo mondo, perché lo Stato dovrebbe essere per i cittadini, soprattutto per chi paga le tasse. E quando io vado da un medico chiedo aiuto, il medico mi trova la cura. È questo che dovrebbe fare lo Stato dall'alto, proteggere di i cittadini. proteggere e anche consigliare i cittadini. Però vedo che per altre cose i soldi li trova. O sbaglio? No? Non parliamo di politica. Mia madre dice sempre non parlare di politica, religione. No, assolutamente no. Però I non soldi- voglio, visto che è un tema molto attuale, che i basta che soldi fai escono. così in certi periodi i soldi escono fuori. I soldi escono subito. Non parliamo per cosa, non diciamo per Sì, cosa. sì, se no- per altri futili motivi i soldi escono sempre. Purtroppo per me, per te o per qualunque sia dietro o avanti di noi, no. Il malato è sempre l'ultimo. Il malato è sempre l'ultimo che ne soffre, o il primo che ne soffre e l'ultimo che se ne va rimanendo inascoltato, secondo me.
se tu dovessi fare un'unica cosa che secondo te però quella contribuisce a cambiare il sistema, ok, se tu mai hai centrato benissimo l'argomento, nel senso quello che io volevo far uscire fuori con questa intervista che è il tema della sanità, non è andare a accusare persone, ma accusare il sistema, perché se tu distruggi quel sistema, Sì. forse stai lasciando qualcosa di buono al mondo per chi verrà dopo. Sì. Noi ormai, qual è secondo te la cosa che può aiutare a cambiare il sistema? Una cosa che potrebbe cambiare, che dici, guarda, se già si ragionasse così o si facesse così, saremmo già su, non dico sulla buona strada, ma quasi. Guarda, quello che si dovrebbe cambiare nel sistema è innanzitutto ascoltare le persone, poi ricordiamoci che una persona che è sana di salute ti produce anche di più al lavoro, è molto più longeva di un cittadino che è malato, depresso, quindi per me si allungherebbe anche la vita delle persone di cui il sistema previdenziale ne usufruirebbe anche e le tasse secondo me diminuirebbero oppure lo Stato avrebbe più budget per spendere in salute sanitaria delle persone, perché un paziente che nasce sano e continua a vivere sano grazie a un sistema sanitario efficiente, naturalmente avrà una vita più longeva. Quindi, tralasciando il sistema pensionistico, Quindi sono tu altri dici argomenti. che Sì. curare la salute dei cittadini significa anche curare la salute dello Stato. Curare la salute soprattutto dello Stato, perché, ripeto, io che sono sempre a casa in malattia, non faccio altro che produrre delle spese passive sullo Stato, quindi campo alle spalle dello Stato, una persona che invece è sana perché è stata curata, quindi seguita anche dallo Stato, o i dottori che hanno l'agevolazione di poter assistere il paziente a spese dello Stato, le cose cambiano totalmente, Grazie. secondo me. Grazie Salvo. Io